Ebbene, siamo tornati per parlare ovviamente di un fenomeno molto importante, cioè la più forte ondata di caldo di quest'estate. È confermato in realtà da tutti quanti i centri di calcolo e purtroppo ci sono le conferme. Sarà un'ondata più torrida rispetto alle altre annate e potremo anche superare dei record rispetto a fine giugno. Purtroppo questa è l'evoluzione, come vedete, la giornata di mercoledì che vede questa espansione netta dell'anticiclone subtropicale, ovviamente in matrice africana, che andrà a collocarsi appieno sul centro Europa proprio nei prossimi giorni, e questo comporterà delle temperature anche fino a 40 gradi sulla Germania, sulla Polonia e quindi su molti stati del centro Europa. Qui sarà la più rilevante, vivremo delle temperature anomale e sarà anche intensa e duratura a quanto si vede e si prospetta. Tuttavia, a partire da sabato questo campo anticiclonico andrà scendendo e spingendosi verso il Mediterraneo, essendo che potrebbe scavarsi una saccatura sull'Inghilterra e portare un po' più di maltempo su quei settori e un clima insomma più fresco. Mentre proprio da noi continuerà a persistere sul Mediterraneo questa fase, innalzando così anche la temperatura del mare e supererà anche i 30 gradi, soprattutto sul versante adriatico, e toccheremo dei picchi davvero notevoli. Infatti, per quanto riguarda la giornata di giovedì, saremo già attorno ai 38-39 gradi sull'Alta Toscana e sul nord-ovest, sulle pianure del nord-ovest, e poi venerdì sarà quella un po' più calda, con le temperature che saranno anche fino a 40-41 gradi sulle zone interne della Val Padana. Parliamo soprattutto della bassa Val Padana, quindi Rodigino e poi tutto quanto il comparto del bassa Lombardia e del Piemonte in particolare, e anche ovviamente sul versante del medio alto Tirreno. Invece, come vedete, il sud un po' meno risentito, soprattutto sulla Sicilia, dove qui abbiamo avuto qualche fase di precipitazione, soprattutto mercoledì per qualche temporale, questo piccolo nocciolo fresco che ha portato un po' di instabilità diurna soprattutto, e qua siamo sui 33-37 gradi, valori insomma non proprio così notevole rispetto al nord, proprio per questo innalzamento del campo anticiclonico africano, che andrà disponendosi solamente sul centro Europa e soprattutto sul nord. Come vedete, lo zero termico sarà attorno ai 4.800 metri di quota, quindi avremo temperature superiori al medio del periodo di oltre 10 gradi, e con lo scioglimento rapido dei ghiacciai, lo sappiamo, questa situazione sta andando avanti da mesi, con queste ondate di caldo che vanno assolutamente a sciogliere il ghiaccio, ma assolutamente comporta anche il rischio di incendi, e sarà alto questo rischio. Avremo comunque una ventilazione, dirò, molto secca, quindi non avremo insomma chissà quanta umidità, e questo comporterà anche il rischio quindi di incendi, soprattutto sull'Europa sud-occidentale. Sta già accadendo sulla Francia, in realtà anche già sulla Sicilia, sulla Sardegna in parte, ma sull'Europa sud-occidentale stiamo già vivendo degli episodi di incendi. Per quanto riguarda invece, diciamo, una possibile svolta, non vi è ancora in realtà. Settimana prossima potrebbe esserci, nella giornata di martedì, qualche flusso umido che tenterebbe sull'Europa centrale ad entrare e a portare una possibilità di temporali sull'arco alpino, ma fatica, proprio perché avremo la protezione dell'anticiclone ben presente sul Mediterraneo. Come sapete, queste ondate di caldo, che sono sempre più durature nel corso degli anni, soprattutto a causa del cambiamento climatico, stanno generando un grande turbamento anche nelle persone. Dovete assolutamente consultare le previsioni meteo da parte di meteorologi, ovviamente, che hanno studiato l'ambito, appassionati comunque, che vi raccontano come sta la realtà dei fatti, e non dovete comunque farvi troppe paure, non dovete assolutamente sentirvi a disagio. Vi stiamo dando delle comunicazioni che sono assolutamente confermate, e purtroppo non dovete dare insomma retta invece a coloro che magari esagerano, magari danno impennate fino a 50 gradi. Insomma, state capendo, perché comunque la situazione al giorno d'oggi è questa, e informazioni false al giorno d'oggi è facile trasmetterle anche con l'intelligenza artificiale. Intanto vi ringrazio per la visione e vi ricordo di continuare a seguirci. Ho preso questa
pausa dal canale per un po' di tempo, anche per pensare un pochino a me stesso, e vi dirò di più nel corso dei prossimi aggiornamenti. Intanto comunque continuate a seguirmi.